Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, il film dell'orrore nelle parole di Filippo Turetta, che oggi ha deposto in aula, in tribunale a Venezia, alla presenza del padre di Giulia Cecchettin, la sua vittima. Un racconto sconvolgente con alla presenza dell'accusa, della difesa e di molte persone che affollavano l'aula. Andiamo subito in diretta da Christian Arboit. A te, Christian. Sì, direttore, buongiorno anche da parte di Simone Merlo. Siamo all'esterno del Palazzo di Giustizia di Venezia, dove Filippo Turetta è arrivato questa mattina poco dopo le 8 a bordo di un cellulare della polizia penitenziaria. È arrivato dal carcere di Montorio Veronese, dove si trova detenuto dalla fine del novembre scorso. 11 mesi, 11 lunghissimi mesi che hanno provato lo stesso Turetta, che è apparso particolarmente affaticato, a tratti confuso davanti al giudice, al collegio, all'assise, ai PM e ai legali. Una giornata partita all'insegna della tensione, sguardi ovviamente tesi all'esterno del Palazzo di Giustizia. Poco dopo Turetta sono arrivati anche i familiari di Giulia Cecchettin, in testa il papà Gino Cecchettin con i legali Nicodemo Gentile e Stefano Tigani, con lui la nonna Carla e lo zio Alessio. Assenti i fratelli di Giulia Cecchettin, Elena e Davide. Elena in particolare nelle scorse ore sui social ha confidato di non stare bene, di essere in cura da mesi e quindi di non riuscire proprio ad assistere a questo capitolo della vicenda processuale. Siamo chiaramente al clou di quello che è stato definito come un processo lampo, poco più di un mese fa, il 23 settembre, quando il processo si è radicato qui in tribunale a Venezia con la costituzione delle parti civili. Oggi Turetta ha parlato, l'udienza è iniziata puntuale alle 9:30, è apparso davanti al giudice anche con l'intenzione di depositare un memoriale di 40 pagine scritto nei mesi scorsi. Lo stesso Turetta dice di averlo scritto di proprio pugno dopo aver preso visione degli atti di indagine a suo carico. Però chiaramente nonostante questo memoriale di interrogatorio è iniziato e Turetta ha cominciato a raccontare quella che può essere definita come la sua verità, la verità di Filippo Turetta, così hanno titolato anche tanti giornali online, sia locali che nazionali. Chiaramente è la sua verità in un caso che chiaramente continua a fare discutere e che ha ancora parzialmente delle zone d'ombra, nonostante lo stesso Turetta sia reo confesso fin dall'inizio. Ti leggo alcuni stralci, direttore, di questo interrogatorio. Tu hai parlato di film dell'orrore, lo è un film dell'orrore senza dubbio. Turetta ha detto, ho pensato, forse questo è il passaggio più importante anche ai fini processuali, ho pensato di rapirla e anche di toglierle la vita. E questo fin dal 7 novembre, quando Turetta ha iniziato a fare un elenco delle cose che servivano per incontrare Giulia e per dare seguito a quello che appare come un piano criminoso e premeditato, quindi lo scotch, i sacchi per l'immondizia, soprattutto quei coltelli, 2 coltelli che sono stati utilizzati nell'efferato omicidio. Quindi c'era un intendimento, questo emerge dalle prime parole di Filippo Turetta fin dalle 9:30 di questa mattina. Poi
Turetta si è anche soffermato sui colpi, tanti in non ricordo. Questa mattina Turetta ha parlato di un colpo alla coscia, non è entrato nei particolari come aveva fatto il 1° dicembre scorso, quando fu interrogato per la prima volta in carcere a Montorio. In quell'occasione era apparso forse più lucido, ma tutte le considerazioni le faremo ovviamente alla fine. Poi Turetta ha anche parlato della fuga verso la Germania e di quel rapporto con Giulia, con questa ragazza che lui non voleva assolutamente perdere. Ero arrabbiato, avevo tanti pensieri, provavo un risentimento che avessimo ancora litigato, che fosse un bruttissimo periodo, che io volessi tornare insieme, così non lo so. In un certo senso mi faceva piacere scrivere questa lista per sfogarmi, ipotizzare questa lista che mi tranquillizzava, pensare che le cose potessero cambiare. Era come se ancora non la dovessi definire, ma l'avevo buttata giù questa lista, una lista appunto dell'orrore, della premeditazione, chiamiamola come vogliamo, ma sicuramente da qui è iniziato l'interrogatorio di Filippo Turetta e non poteva essere altrimenti. E questo davanti allo sguardo impassibile, composto come sempre di Gino Cecchettin, che non ha rilasciato dichiarazioni all'arrivo come la volta scorsa, lo farà con ogni probabilità, così hanno detto anche i legali, al termine di questa giornata o comunque al termine di questo interrogatorio, che probabilmente si protrarrà secondo il calendario anche nella giornata di lunedì 28 ottobre. Su tutto questo, direttore, pende una possibile, futuribile, non lo so, richiesta di perizia psichiatrica. Questo lo deciderà la Corte d'Assise. La difesa, rappresentata dall'avvocato Giovanni Caruso, fin dall'inizio ha escluso la possibilità di chiedere una perizia. Anche questo ha sancito la rapidità del processo, che dovrebbe concludersi, stando al cronoprogramma, alla calendarizzazione fissata la volta scorsa, il 3 di dicembre. Quindi ancora 2 udienze, quella di oggi e quella di lunedì per l'interrogatorio. Poi a fine novembre, il 25 e il 26, le determinazioni conclusive, poi appunto il 3 di dicembre la sentenza. Ma chiaramente sono processi complessi e i risvolti potrebbero essere diversi. L'elemento soggettivo chiaramente fa la differenza, la premeditazione, la lucidità del Turetta, e queste ore, questi minuti in aula servono anche a questo. All'interno di Palazzo di Giustizia ci sono per noi Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio. Ci stiamo confrontando di continuo appunto per ricostruire la situazione. Quindi come vedi ci sono dei colleghi che stanno uscendo in questo momento, ma il processo prosegue. Filippo Turetta in questo momento è fuori dall'aula, probabilmente c'è una pausa tecnica. Scusa se guardo per un momento il cellulare, ma voglio vedere se ci sono aggiornamenti da parte della collega che è all'interno, da parte di Ilaria Marchiori. Ecco, c'è un confronto tecnico in atto, però appunto ne sapremo di più fra pochissimo. Quindi per il momento, direttore, facciamo così: con Simone Merlo ti restituisco la linea. Non appena ci saranno degli aggiornamenti sostanziali torneremo in diretta. A te la linea, direttore. Grazie molte a Cristian Arboi, Simone Merlo. Poi abbiamo anche Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio, come diceva il collega, all'interno del Tribunale. Stiamo seguendo da questa mattina in diretta su Antenna 3 il processo a carico di Filippo Turetta, che a questo punto rischia davvero l'ergastolo perché ha ammesso la premeditazione. Ha detto: io volevo rapirla e poi avevo intenzione di ucciderla. E infatti c'è stato anche il momento in cui è tornato
sulla lista che aveva, la lista dell'orrore, in cui aveva in sostanza preparato il rapimento e l'assassinio della sua ragazza. Vediamo. Io ho visto che nel memoriale lei si attribuisce sostanzialmente la paternità della lista, quella scritta il 7, che è stata rinvenuta sul suo cellulare. Questo è corretto? Lo possiamo dare come dato assodato? Sì, certo. Ecco, ci chiarisce una volta per tutte, in modo veramente semplice, senza tanti giri di parole, qual è il proposito che la muove quando scrive quell'elenco? Io mi attribuisco, l'ho scritto io quella sera del martedì 7 novembre. Quel momento ho iniziato a fare vari pensieri come ho scritto, avevo tanti pensieri sbagliati per la testa, tante idee che mi venivano. Sì, va bene tutto, poi... però senta, la domanda è molto semplice. Qual è il proposito quando scrive quella lettera? Perché la scrive e qual è l'obiettivo? Molto semplice. Non ci giri tanto intorno, per cortesia. No, l'ho scritta perché avevo pensato di rapire lei e poi successivamente, dopo qualche tempo, toglierle la vita e poi a me, avevo pensato di farle, rapire e toglierle la vita. Questo era il proposito quando la scrive? Sì. Allora, questo avete visto Filippo Turetta frastornato, davvero una situazione, il suo legale l'ha descritto come un coniglio bagnato, è un ragazzo che si è rovinato con le sue mani la vita, che andrà probabilmente, passerà il resto dei suoi giorni in carcere. Abbiamo anche rivisto i genitori, che sono le vittime di altre vittime di questa tragedia, oltre ovviamente alla famiglia, soprattutto la famiglia Cecchettini, il padre e la sorella Elena, che oggi non era in aula Elena, perché ha detto: mi devo curare perché non sto bene, quando assisto a queste dichiarazioni mi sento male. Vediamo un'altra parte del processo oggi in Tribunale di Venezia, dove appunto gli avvocati chiedono, il pubblico ministero chiede a Turetta di ricostruire qual era stato il piano. Vediamo. Difficile da ammettere, però quella sera, quando ho scritto quella lista, facendo questi pensieri, appunto, ho ipotizzato questo piano, questa cosa di poter fare questa cosa, in un eventuale futuro momento di
di rapirla con me, stare qualche tempo un po' insieme, poi farle inevitabilmente del male e sì, togliere la vita. Senta, quando lei dice che il suo proposito, quello che ha appena detto, era di fare queste azioni in un momento futuro ed eventuale, che cosa intende? Non so, in quel momento, come dicevo, avevamo ci eravamo appena salutati da poco litigando, io ero arrabbiato, facevo tanti pensieri e provavo risentimento pensando al fatto che avessimo appena litigato, che fosse un bruttissimo periodo e io volessi tornare insieme, e così, non so, in quel momento in un certo senso mi faceva piacere, non so, scrivere questa lista per sfogarmi, ipotizzare questa cosa, perché mi tranquillizzava in un certo senso, non so come dire, cioè nel senso pensare comunque che le cose potessero cambiare, Insomma, una testimonianza, una deposizione sconvolgente da parte di Filippo Turetta. Torneremo sul processo più avanti con i collegamenti in diretta con Cristian Arbò e Ilaria Marchiori. Intanto vediamo il titolo che ha dedicato al processo il Gazzettino. Giulia ha cercato di scappare, l'ho colpita a caso con il coltello senza guardare. Filippo Turetta racconta in aula le fasi del femminicidio. Andiamo a Castelfranco adesso perché purtroppo l'ennesima tragedia sulla strada, un quindicenne in scooter ha perso la vita, stava andando a scuola. Sentiamo i particolari da Lucio Zanato. A te Lucio. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Mi trovo lungo via Sile qui a Castelfranco Veneto, la strada che storicamente porta da Castelfranco a Treviso, o meglio da Treviso, in questo caso nel caso di Salvatronda, dove Kevin Gentilin, 15 anni, abitava, verso Castelfranco e verso l'istituto che frequentava, cioè l'agrario Sartor, proprio di Castelfranco, che è nella parte nord-ovest della città. Questa mattina intorno alle 7:30 qui c'era una lunga coda perché c'è un passaggio a livello, e questa lunga coda Kevin, probabilmente in sella alla sua Vespa 50 Azzurra, ha deciso di superarla per non perdere, per essere puntuale alle lezioni. Solo che all'altezza del civico 35, a questa altezza, un'auto proveniente da Castelfranco ha deciso di svoltare. Probabilmente l'auto non l'ha visto, lui è sopraggiunto e non è riuscito a frenare, e quindi l'impatto è stato immediato lì in centro, dove vedete quella chiazza. Kevin ha terminato la sua vita lì, oggi poco prima delle 8. Nulla hanno potuto i soccorsi, è stato un impatto molto forte e lui è proprio praticamente morto sul colpo. Kevin viene ricordato in questa zona, siamo nel quartiere nella borgata di Salvatronda, al confine con Salvarosa, e la famiglia Gentilini è molto conosciuta non solo qui in questa borgata ma in tutta la Castellana, perché è un'impresa di costruzioni diffusa, e Kevin prestava, diciamo così, il suo servizio, perché a 15 anni non si può ancora lavorare, in famiglia. Lo ricorda così lo zio che noi abbiamo sentito pochi secondi fa, e che è venuto qui insieme
ad altri parenti a vedere il luogo dell'impatto per capire meglio cos'è successo, e ci ricordava come Kevin fosse un ragazzo buonissimo, un ragazzo che era dedito alla scuola, era dedito allo studio, amava anche il lavoro, diciamo, essendo figlio d'arte, quindi sapeva lavorare nell'edilizia, tanto è vero che aveva fatto il primo anno, poi aveva capito che sapeva già tutto, quindi pur di completare e avere un diploma aveva deciso di prendere l'indirizzo dell'agraria per sapere qualcosa di più. Le altre due grandi passioni erano il ballo, che praticava andando a ballare, pensa, con il nonno, quindi andavano a ballare insieme nelle varie balere, delle discoteche della zona per divertirsi, e poi la Vespa 50 azzurra che lui usava e che utilizzava anche per fare dei giri con dei Vespa Club. Insomma, un ragazzo come tanti, un ragazzo che però qui, forse magari ipotizzando che non sarebbe mai girato nessuno, oppure che la coda era molto stretta e quindi poteva andare in sicurezza, in realtà ha impattato contro un veicolo e qui ha terminato la propria vita. Ma prima di darti la linea, direttore, sentiamo la testimonianza del titolare del bar qui vicino, che è stato tra i primi a prestare soccorso, e poi linea a te. Io purtroppo ho visto solo il corpo di questo ragazzino in mezzo alla strada. Non ho visto in diretta l'incidente, però è stata una cosa drammatica nel vedere un bambino, perché a 15 anni sei ancora un bambino, morto in mezzo alla strada. È stata una cosa pesante, perché non ho mai vissuto un'esperienza del genere. Purtroppo oggi è capitato. Kevin lo conosceva? Conoscevo benissimo la famiglia, il nonno, il papà, li conoscevo, famiglia storica qua del paese, è stata un po' una cosa dura. Senta, qui si formano molte code col passaggio a livello. Qui si formano molte code, specialmente al mattino alle 7:30, perché è l'ora che la gente va a lavorare, ma purtroppo io l'ho segnalato parecchie volte che qui corrono troppo forte. Qui probabilmente ci sarà stata una coda a quell'ora lì. Beh sì, sicuramente c'era la coda come tutte le mattine, e probabilmente non so se il ragazzino volesse passare la coda con lo scooter, perché d'altra parte è normale passare la coda. Sfortunatamente ha avuto l'auto che andava dentro la fabbrica che ha svoltato in quel momento, e lui si è schiantato e lì è morto. Purtroppo ancora una volta imprudenza, l'uso del cellulare per quanto riguarda gli automobilisti, e poi anche disattenzione, perché qui c'è stata una disattenzione da parte di un ragazzo di 15 anni che ha perso la vita, ed è una strage senza fine. È veramente è anche difficile dare ogni giorno incidenti stradali mortali con persone anche gravemente ferite. Intanto vediamo un altro processo, e torneremo a quello di Filippo Turetta, l'assassino di Giulia Cecchettin. È stato rinviato a gennaio il processo per l'uccisione della signora Ceschin. In tribunale Daniela Sizzia e Nicoletta Rizzetto. Sentiamo. Ci troviamo al Tribunale di Treviso, dove è terminata l'udienza per l'omicidio di Margherita Ceschin, la donna trovata morta il 24 giugno 2023 nella sua abitazione a Conegliano. L'udienza è stata rinviata, presenti in aula Guzman e Sergio Lorenzo. Qui li vedete a fianco a me l'avvocato Fabio Crea e l'avvocato Mauro Serpico. Buongiorno intanto. Udienza che è stata rinviata perché, avvocato? Perché in un procedimento o nel procedimento parallelo sono indagati due altre persone, uno considerato l'esecutore materiale, che è stato arrestato in Spagna nei mesi successivi rispetto alla prima ordinanza di custodia cautelare, e un'altra indagata i cui indizi di responsabilità sarebbero emersi nel corso del procedimento a carico di Lorenzon Guzman e Sergio Lorenzo attraverso l'acquisizione di chat telefoniche. Per questi due indagati il procedimento, anche per la fase cautelare, ha proceduto in maniera parallela, e quindi per consentire la riunione dei due
processi, è stato rinviato anche questo processo alla data del 23 giugno per consentire, anche per economie processuali, per una contestualità probatoria, di poter discutere tutti e due i procedimenti a carico di tutti quelli che attualmente sono imputati e altri nell'eventualità in cui dovessero essere rinviati a giudizio in un unico contesto processuale. Si è parlato anche di una possibilità di abbreviato. Sì, in realtà avevamo formulato come difesa di Sergio Lorenzo già in udienza preliminare una richiesta di giudizio abbreviato che a seguito delle ultime riforme è stata ovviamente dichiarata inammissibile in quanto il reato è punito con la pena dell'ergastolo, e la richiesta chiaramente è stata reiterata in sede di udienza dibattimentale, perché laddove dovesse essere esclusa all'esito dell'istruttoria l'aggravante della premeditazione, i giudici potrebbero applicare la riduzione prevista per il rito abbreviato. Sotto la lente di ingrandimento ci saranno ovviamente le intercettazioni telefoniche, sulle quali è stato anticipato l'udienza era pubblica, quindi non abbiamo nascosto, perché è stato richiesto anche dal Presidente della Corte d'Assise se ci saranno questioni. Questioni ce ne sono, alcune erano già state trattate nella fase cautelare, quindi nel momento dell'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare, poi superate comunque dalla Cassazione, altre sono successive e quindi saranno da noi eccepite nel corso dell'udienza del 23 gennaio. Vi siete fatti un'idea dopo aver sentito, visto, letto le intercettazioni? Ma un'idea chiaramente ce la siamo fatta, e le intercettazioni hanno sicuramente un profilo importante nell'ambito di questa indagine. Quello che noi abbiamo lamentato sia nella fase delle indagini e quello che andremo a lamentare all'udienza del 23 è la regolarità dell'esecuzione di queste intercettazioni e dell'utilizzazione anche di ulteriore materiale captativo. Lorenzon oggi non era presente in aula ovviamente per motivi di salute, però ha parlato con lui poco prima di questa udienza. Non dico che parliamo giornalmente, però parliamo molto spesso, anche perché c'è da parte sua anche l'esigenza di essere coinvolto comunque in un processo che lo vedrà difficilmente presente proprio per le condizioni di salute. Fiducioso sicuramente nello svolgimento del processo, al momento fortunatamente sotto controllo in una casa di riposo con un personale sanitario che si dedica a lui in maniera proficua e importante. Cosa vi aspettate dalla prossima udienza? Ma la prossima udienza sarà un'udienza estremamente tecnica, verranno fatte le richieste istruttorie e sollevate le eccezioni da parte delle difese. Noi sicuramente abbiamo già preannunciato che ne abbiamo, saranno anche delle eccezioni importanti, significative, e vediamo cosa deciderà la Corte. Dal Tribunale è tutto. Grazie molte a Daniela Sizzia dal Tribunale di Treviso. Assaltata ieri notte la filiale Volksbank di Belvedere di Tezze sul Brenta, un territorio particolarmente colpito nell'ultimo periodo dal crimine, messi a segno anche diversi furti in abitazione, 2 solo nella serata di ieri. Vediamo però la cronaca del colpo compiuto in questo istituto di credito. Monica Smiderle. L'assalto alla filiale della Volksbank di Belvedere di Tezze sul Brenta è avvenuto stanotte intorno alle 3. Sconosciuti sono riusciti a forzare la porta d'ingresso, a penetrare all'interno dell'istituto bancario e a rubare la macchina che contiene il denaro contante. Il colpo è stato messo a segno in pochissimi minuti, le porte sono state forzate, i malviventi sono riusciti ad entrare nella filiale, a prendere e caricare l'apparecchiatura contadenaro usata dai cassieri per introdurre il contante. L'allarme è scattato immediatamente, sul posto sono arrivati in brevissimo tempo i carabinieri, ma i ladri erano già riusciti a fuggire dileguandosi nel buio della notte. La radiomobile è intervenuta subito questa notte, è arrivata subito poco dopo che questi se ne sono andati via. Mi ha detto anche che sono stati velocissimi nel fare l'operazione. Le indagini dei militari dell'Armas sono in corso. Fondamentali per l'identificazione dei responsabili saranno le immagini del sistema di videosorveglianza della banca, ma sono state raccolte dagli inquirenti anche le registrazioni di altre telecamere presenti nella zona.
Questa mattina la filiale è rimasta chiusa al pubblico. Al lavoro gli operai per ripristinare le porte danneggiate, mentre gli impiegati dell'istituto bancario erano impegnati nelle operazioni di ripristino della normale operatività degli sportelli e nella quantificazione del bottino. Intanto cresce la preoccupazione dei cittadini di Tezze, visti anche i numerosi furti e i danni di abitazioni messi a segno in zona nell'ultimo periodo. La preoccupazione c'è e ho chiesto al comando dei carabinieri della nostra stazione di intensificare i controlli. Mi hanno promesso che faranno il possibile, ovviamente con i limiti che hanno del loro personale, e noi faremo altrettanto durante l'orario di servizio della nostra polizia locale. Tezze sul Brenta è allarme criminalità e c'è anche stata una serie di furti nelle abitazioni, e quindi torniamo anche sul dolore dei derubati. Hanno rubato un regalo di nozze, era uno specchio d'argento. Comunque niente di valore, però dal punto di vista affettivo, Fabio Baù ha le lacrime agli occhi quando ci racconta del furto che ha subito nella sua abitazione di via 4 novembre a Campagnari di Tezze sul Brenta. I ladri sono entrati dalla finestra della camera mentre lui con la famiglia stava cenando al piano inferiore. Nessun rumore sospetto, ma quando la moglie è salita, ecco la brutta sorpresa. Sapere che sono entrati in casa sua, che effetto le fa? Quello è il peggio. Quello è il peggio, perché all'ansia che sono entrati proprio nel cuore del tuo cuore. La famiglia Baù ha chiamato subito i carabinieri e allertato i vicini di casa, segnalando anche sui social la presenza dei ladri nella zona. Un altro furto è stato messo a segno in via Concordia e poi, ci raccontano, si sentivano suonare gli allarmi delle abitazioni. Andiamo subito in diretta a Venezia, torniamo al Tribunale perché c'è in diretta la deposizione di Filippo Turetta. Sentiamo. Siamo fermati lì, ecco. Vabbè. Sì, non... Senta, signor Turetta, lei ha impiegato per arrivare a Fossò quella sera circa 22 minuti, dopo che ha ricaricato Giulia in macchina a Piazza Moro e è partito, perché lei arriva a Fossò intorno alle 23:40. Ha impiegato 22 minuti. Di solito bastano 5 o 6, 7, 10. Come mai ci ha impiegato tutto questo tempo? Aveva la portiera bloccata? Perché lei nella lista parla anche di portiera bloccata, poi se vuole ci dice anche perché aveva scritto questo. Allora... Cioè, se... Io non ho capito la domanda, scusate, non ho capito la relazione tra il tempo e le portiere bloccate. Vorrei che rispondesse in modo chiaro. Sì, allora... non lo so, non so come collegare i due discorsi, nel senso che... Scusi, forse mi sono espresso male e forse non ho formulato bene la domanda. Io dicevo, come mai ci ha impiegato tutto questo tempo? Una. Poi ne ho fatto un'altra, forse ho sbagliato, la posso fare anche intanto dopo. Risponda a questa domanda. Ho parlato anche della blocchiera. Non so, se è così. Sì, no, e allora... Da Vigonovo a Fossò. La sera, Non so, perché ci devo aver messo più tempo del previsto, magari penso comunque stessi andando molto lentamente e quindi questo, cioè, non
Ma lei ha usato il coltello durante il percorso? Sì, come ho detto prima, nei pressi sì, quando siamo stati nella zona industriale di Vigonovo, mentre eravamo in macchina, devo averla colpita a un certo momento e quindi sì, come dicevo prima non ricordo come, dove, però sono sicuro di averla colpita e anche farla coscia forse, però sì, c'è stato un momento in cui lei aveva provato, non so, uscire, io non so, mi ero girato di scatto per fermarla, l'avevo colpita, una cosa di questo tipo. Ecco, sì, non so cosa. Andiamo avanti. Senta, invece le chiedo questo, signor Turetta, quando è arrivato a Fossò, Giulia è scesa dalla macchina, è riuscita a liberarsi. Io volevo capire se lei si ricorda perché non ha chiesto aiuto, se lei aveva la disponibilità del cellulare, come mai durante il tragitto non ha chiesto aiuto, non ha telefonato, non ha fatto nessun tipo di utilizzo di quel mezzo? Ecco, appunto subito dopo Vigonovo, dopo averla spinta dentro in macchina e essere messo a guidare, devo aver preso il suo cellulare, penso di averlo preso e allontanato da lei, o forse era comunque dentro la sua borsetta che sì, che avevo preso la borsetta e tutto, sì, per impedirle che chiamasse. Per impedirle che chiamasse. Senta, perché non ha provato a salvare Giulia? Insomma, in qualche maniera già avesse dato una risposta, no? Alla prima domanda che ha proposto lei, no? Sì, per quello, perché comunque in quel momento allora ero entrato nell'ottica di fare quella lista che avevo fatto e insomma di rapirla così e quindi fare tutto il resto. Andiamo avanti. Senta, lei nel suo memoriale, a pagina 16, mi riferisco alla pagina dove c'è lo scritto di suo pugno, parla di come ha colpito Giulia a Fossò. Sì. Ma lei era quindi lucido quando colpiva Giulia? Lei... Questa non si può porre questa domanda. No, la riformulo in modo più
Io posso leggere così come ha fatto il signor pubblico ministero, leggo il passaggio. C'è scritto qualcosa. E poi pagina 16. Ho iniziato a colpire con il coltello, avrei voluto darle un colpo al collo perché forse meno doloroso e più veloce possibile, ma lei si difendeva con entrambe le braccia e spostava il corpo. Così ho iniziato a colpire più velocemente possibile senza neanche guardare. Ecco, io chiedevo in questi momenti così indicibili, lei ha fatto tutte queste riflessioni su come colpire, perché colpire? Beh, cioè, un po' di questo comunque l'ho scritto, sì, cioè affidandomi un po' a quello che mi veniva in mente, cioè io vabbè, insomma, in pratica sta rispondendo che quello che ha scritto l'ha scritto affidandosi a quello che insomma, ha cercato di ricostruire. Sì, non lo so, io se ero, cioè sì ero. Vabbè, questo è un altro discorso. Andiamo avanti se ci sono altri. Senta, invece le chiedo, lei ha occultato il povero cadavere di Giulia in un anfratto, in una parete di roccia. Nell'informativa dell'Arma, dei Carabinieri, degli investigatori c'è, le dico anche la pagina così resta a verbale, pagina 32 dell'informativa del 24 aprile 2024, si parla che l'entrata di questo anfratto era stato anche coperto da dei sacchi neri. Ecco, come mai lei ha fatto questa operazione di occultamento? Sì, perché in quel momento in cui ecco, in cui ho fatto questa cosa, io l'ho fatta sì col pensiero che non venisse trovato il suo corpo, ecco, e questo e quindi ho fatto così. Poi io non so, cioè comunque scusi signor Turetta, sì. Se lei aveva pensato di togliersi la vita, cosa gli interessava del ritrovamento o meno del corpo di Giulia? Perché forse, cioè, non forse non ha tanto senso, ecco, ma io pensavo che comunque mi rendevo conto che un po' che doveva essere comunque avere ferite, eccetera, essere in cattive condizioni terribili, quindi all'idea che questo potesse essere visto volevo evitarlo in quel momento, pensavo fosse meglio sì sapere che non c'era più, però vederlo effettivamente
evitare questo, diciamo, perché ovviamente per evitare di vedere la situazione pensavo che in qualche modo fosse meglio così, perché sapere solo che lei non c'era più senza vedere realmente come, perché ovviamente sono immagini brutte, non so come dire. Senta, lei ci diceva che aveva intenzione di rapire Giulia. Ha mai pensato che il piano potesse fallire? Non ci ho mai pensato, non so, cioè pensavo a questa cosa, a questo piano, poi se lo facevo, cioè non so in che senso fallito, però no, non ci avevo pensato. Va bene. Senta, le chiedo ancora un'altra integrazione sul discorso del suo possibile suicidio che lei descrive nel memoriale. Io le chiedo quest'altra cosa: cosa serviva portare i sacchi neri per buttare via gli oggetti se poi lei pensava di suicidarsi insieme a Giulia? Perché occuparsi anche di lasciare... L'ha già fatta questa domanda, no? È stata già fatta? Sì. Chiedo scusa. Senta, lei dice di aver mentito di fronte all'autorità quando ha reso interrogatorio, ha voluto rendere interrogatorio alla presenza del suo difensore. Dà delle lunghe motivazioni, ma le condenso nel fatto che aveva paura di essere abbandonato anche dai suoi genitori, ma non ha pensato che poteva prima o poi, perché lei dice io sapevo di mentire al 100%, sapevo di mentire, non ha pensato che poi sarebbe stato peggio? E i suoi genitori, quando hanno saputo poi la verità di questa menzogna, l'hanno abbandonato? Ma questa è una domanda che non ammetto, perché non rientra nell'oggetto del processo. Era comunque una domanda fatta. Ha scritto lui queste cose, signor? Sì, vabbè. Per giustificare le bugie. Vuole aggiungere lui le sue cose, fare le sue dichiarazioni. Per giustificare le bugie dette nell'interrogatorio. Vabbè, bugie comunque ricordiamoci sempre che è un indagato prima, imputato dopo, insomma, quindi ha dichiarato prima che... C'è anche un principio di realtà che la giurisprudenza, lei la conosce meglio di me perché la scrivete voi, quindi... Sì, no, per dire. Dico, prima ha detto, lo hanno imputato che insomma in quell'interrogatorio se non l'ammetti io mi fermo, ma io faccio quello che dice il Presidente, sto spiegando anche i motivi. Sì, grazie. Sì, no, è un metodo, sì. Senta, si era mai lamentata Giulia per il fatto che lei era assillante? Sul fatto, sulle mie insistenze del tornare insieme, sì, cioè, come dire, sì, si era, si era lamentato. Le faccio l'ultima domanda. Leggo quello che lei ha scritto nel memoriale, mi sembra a pagina 18. Questo che ho scritto può sembrare un po' ridicolo, forse anch'io adesso un po' lo vedo così, ma durante quella situazione per me non lo era affatto. Qual era la situazione che non le faceva
considerare ridicolo quello che oggi invece ritiene ridicolo? Non mi ricordo cosa si fa riferimento a questa frase. Lei a pagina 18. 18 mi sono riferito già al discorso di quello scritto di Ciopugni. L'abbiamo numerate noi poi le pagine, che non c'era né data né numerazione. Vabbè, questa questione si ricorda lei? No, cioè mi ricordo che ho scritto che qualcosa che fosse ridicolo, però non ho capito, nel senso mi riferivo magari a qualcosa di specifico. No. Può indicare più precisamente, così possiamo... Sì, in modo tale che non si entiende. Quella pagina dove c'è ridicolo. Pagina 18. Insomma, siete in grado di... Sì, lo troviamo, Presidente, siamo sempre in grado noi. No, di questo scritto a pelle. Ecco qua, pagina 18, poi pagina 11, io non lo so. Pagina 11? Sì, vabbè, qua guarda com'è. Va bene. Però lo scritto c'è, lo riconosce, lo facciamo vedere all'imputato se lo riconosce. Sì. Quindi pagina 11 che sembra 18. Allora, chiariamo un po'. Sì, ma per la domanda all'imputato, chiariamo a cosa si fa riferimento un attimo. È una fase cruciale del processo Filippo Turetta con gli avvocati della famiglia Cecchettin, Giovanni Caruso e Nicodemo Gentile. Torniamo in aula perché è una fase delicatissima con una sconvolgente e penosa, devo dire, deposizione dell'assassino. Una domanda, prego, allora, avvocato Tigani mi pare. Se riesco a non fare disastri. Signor Turetta, buongiorno, io sono l'avvocato Tigani e difendo il signore che è seduto qui al mio fianco, che è il signor Gino Cecchettini, il papà di Giulia. Allora, io ho veramente un paio di domande perché l'esame del pubblico ministero è stato molto preciso e anche quello del collega Gentile, però una cosa voglio capirla. Lei quando deposita questo memoriale ci dice che il fine di questo memoriale è raccontare tutta la verità e le emozioni che lei ha vissuto. Allora però io le chiedo uno sforzo in più perché non ha assolutamente chiarito che cosa esattamente... Chiedo scusa. Beh, se mi dà il tempo di farla, la faccio. Non ha assolutamente chiarito, e la domanda è in questo senso, Faccio un attimo grazie. La dinamica dei fatti che si svolgono nel tragitto tra Vigonovo e Fossò. Mi spiego meglio. Innanzitutto, lei si ricorda nel momento in cui Giulia ha lasciato l'auto a Vigonovo, che cosa ha fatto esattamente lei? Esattamente lei, le chiedo. Lei, Turetta, intendo. Sì. E ho preso il coltello dalla macchina e l'ho rincorsa dopo che lei è uscita dalla macchina
E poi sì, l'ho rincorsa, e poi l'ho raggiunta, poi non so, devo averla spinta o tirata, è caduta per terra, io la devo aver colpita. Penso di sì, appunto, come dicevo, non so come, perché io mi ricordo solo di questa cosa che avevo il coltello e poi il manico, quindi non mi ricordo come, però sì, devo averla colpita probabilmente, visto che si è rotto il coltello. Poi l'ho tirato degli strattoni, non so, e deve aver sbattuto la testa sul pavimento, e poi l'ho spinta in macchina Va bene, la interrompo un attimo perché ho una domanda che si inserisce in questo. Lei nel suo memoriale però dice che, lo leggo, appena è uscita dall'auto ero arrabbiatissimo, non volevo andasse via, l'ho già detto anche prima questo. Ho preso uno dei 2 coltelli che avevo messo qualche giorno prima nella tasca posteriore del sedile e sono uscito di corsa per fermarla. Ma ne serviva il coltello per fermarla, perché non andasse via? Cioè, mi spieghi meglio questo passaggio perché non mi è assolutamente chiaro. Sì, Se ritiene di rispondere, cioè, non so, devo aver pensato di rapirla e quindi minacciarla di rientrare in macchina. Solo che però l'ha colpita. Non ci ha mai detto che l'ha minacciata. Sì, non so, volevo, non so, forse volevo colpirla per minacciarla, cioè nel senso, non so, come fosse una minaccia, o non so. Cioè Vabbè, cioè non mi ricordo neanche io, forse in quel momento volevo solo colpirla dalla rabbia, non lo so. Bene, quindi dopo averla colpita per minacciarla, la ricarica in macchina, quindi mi spieghi questo passaggio? Sì, l'ho spinta dentro in macchina. Lì Dove esattamente in auto, scusi? Sedile di fianco, posteriore, nel portabagagli? Dove? Nel sedile posteriore sul
Sui sedili dietro, sì. Ecco, qui nel suo memoriale c'è un punto che è quello su cui vorrei che ci concentrassimo un po' sulla questione Vigonovo-Fossò tragitto. Da qui non ricordo molto bene con sicurezza cosa effettivamente è successo. E allora cerchiamo di percorrerlo assieme questo punto, perché secondo me è molto importante. Sì. Lei ci dice che nella stessa memoria, in qualche modo, adesso non so le parole esatte, però insomma dice che c'è stato il tempo, c'è stato l'utilizzo degli atti che ha potuto visionare, eccetera, e ha letto evidentemente che Giulia è stata attinta da numerosissime coltellate. Il dottor Viel parla di 75, se non ricordo male. Quando gliele ha date queste coltellate? Cioè, lei se oggi ci dice che sta dicendo tutta la verità, ce lo deve dire, perché ci ha spiegato bene il prima, bene il dopo e nulla su questo. Mi perdoni. No, cioè, Nel tragitto tra Vigonovo e Fossò l'ha colpita? Quante volte? Dove? In che momento? Dopo 10 minuti, dopo 5, dopo 30 secondi? Capisce che faccio fatica a starle dietro? Sì, dopo quando eravamo verso la fine, quando eravamo dentro la zona industriale, la devo aver colpita Vabbè, se si ricorda, se no non è che deve andare a caso a fare certo. ad agguantare delle cose che non ricorda o che non. Ha chiesto aiuto Giulia durante questi momenti, sia fuori che in macchina, che a Fossò, che si ricordi? Sì, appunto, Le ha chiesto di smetterla? Durante i primi minuti, non so, la prima parte del tragitto, comunque lei fosse stordita, quindi non dicesse niente. Poi comunque appunto verso l'ha scritta, verso la fine certe cose l'ha scritte comunque. Sì, però certe cose, Presidente, mi perdoni, no? No, perché se lei esempio, fa un riferimento puntuale che dice io leggo che lei ha scritto questo, ma come ha fatto anche il Ministero, insomma, è un discorso. Allora, il calvario di Giulia Cecchettin nella deposizione di Filippo Turetta, che stenta ad esprimersi, parla spesso di non ricordo, è davvero una deposizione drammatica. Eravamo in diretta, ci torneremo, adesso dobbiamo andare brevemente in pubblicità. Sconvolgente deposizione quella di Filippo Turetta, deposizione in corso a Venezia, nel Tribunale veneziano. Eravamo in diretta, torneremo in diretta adesso con Christian Arboit. Christian, è davvero una deposizione raccapricciante, alla presenza di Gino Cecchettin, del difensore di Filippo Turetta Giovanni Caruso, dell'avvocato Nicodemo Gentile, con il Presidente che spesso è intervenuto anche per moderare un po' le domande dell'accusa e della difesa. Che cosa si prevede per quanto riguarda i tempi di questa udienza?
Questo è un grosso interrogativo, direttore, perché come vedi si stanno concentrando proprio sugli attimi del delitto, su quei minuti trascorsi tra Vigonovo e Fossò. È lì che si concentra ovviamente l'attenzione di pubblica accusa e degli avvocati della famiglia di Giulia Cecchettin. Chiaramente è da quelli che arriveranno le risposte, perché chiaramente qui si deve capire innanzitutto se c'è stata premeditazione e questo pare allo stato attuale quasi fuori di dubbio, perché la deposizione oggi di Turetta è iniziata proprio da quella lista stilata il 7 novembre scorso con l'obiettivo di rapire Giulia e successivamente toglierle la vita. È un passaggio che abbiamo già mandato in onda, ma diventa un passaggio fondamentale nel processo lampo che vede sul banco degli imputati il reo confesso Filippo Turetta. Filippo Turetta che a un certo punto ha anche iniziato a piangere quando appunto l'avvocato Tigani gli ha chiesto: ma perché hai ucciso Giulia? Una parola che ricorre spesso nelle dichiarazioni un po' confuse, va detto, di Filippo Turetta, tra tanti non so, non ricordo, tra tanti forse, è rabbia. Ho provato rabbia, lo ha detto e lo ha ripetuto più volte. Probabilmente è il sentimento che lui sente di aver provato in quelle settimane, in quei giorni di novembre, quando ha maturato il suo piano. Certo, resta da capire il grado di maturazione e da qui alle prossime ore forse ne capiremo qualcosa di più. Tra l'altro tu mi chiedevi dei tempi, c'è un'udienza già fissata per lunedì, quindi potrebbe esserci una pausa in questo momento, una pausa pranzo, sostanzialmente una pausa tecnica di mezz'ora, un'oretta, come era successo la volta scorsa, ma chiaramente non c'era Filippo Turetta in aula e quindi poi i lavori che si riaggiornano nel pomeriggio, oppure appunto una maratona da qui fino al tardo pomeriggio e poi il riaggiornamento la mattina di lunedì. Insomma, staremo a vedere anche quanto Filippo Turetta fisicamente resisterà a questo interrogatorio, che immaginiamo comunque sia provante da un punto di vista fisico anche per lui, che da 11 mesi è all'interno del carcere di Montorio nel Veronese, e vedremo poi quanto influirà anche questa memoria che è stata depositata in corso di deposizione proprio davanti alla Corte d'Assise, una memoria di 40 pagine scritta di proprio pugno dallo stesso Turetta. Però appunto quello che fa la differenza e quello che farà la differenza da qui alle prossime ore è l'elemento soggettivo, quindi la premeditazione. Per questo ti farei sentire due stralci, se sei d'accordo, abbastanza brevi di Turetta, due dichiarazioni fatte questa mattina verso le 10:30, una relativa alla presenza dei coltelli. Perché c'erano 2 coltelli nell'auto di Turetta? Così ha risposto Filippo. Risultano almeno 2 coltelli di quelli utilizzati per le aggressioni, diciamo così. Vorrei sapere quando li ha messi in auto. Non mi ricordo quando, ma quei giorni di quella settimana deve essere stato uno di quei giorni, ecco. All'epoca del primo interrogatorio disse: li avevo messi perché avevo avuto pensieri di suicidarmi e di usarli, cioè di ammazzarmi, e li avevo messi lì, li tenevo per casomai usarli. E precedentemente aveva dichiarato che li aveva messi il giovedì. Quindi che se li era portati insomma in giro per 3-4 giovedì, venerdì, sabato.
3 giorni? No, allora, come dicevo, sì, non so quando li ho messi, non so se ho detto giovedì o ho detto a caso, non so, deve essere stato comunque uno di quei giorni lì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, cioè non saprei, comunque sì, uno di quei giorni lì. Prima del sabato o lo stesso sabato? Prima. Va bene. Senta, vuole dire altro? No, niente, è sempre quell'altra domanda sul primo interrogatorio che ovviamente ok, la risposta sul perché, cioè non lo so, la conferma o no? Dice il perché era, li avevo messi per suicidarmi? No, sì, appunto. Li avevo messi per quello? No. Appunto sempre al fine di questa lista di Guardi, eventualmente anche in questo caso le leggo il passo che ha scritto, così andiamo più veloci. È sempre pagina 18 dell'ultima memoria che lei ha scritto, sotto la voce coltelli, dice: gli avevo prese da qualche giorno in quella settimana perché pensavo di usarli per aggredirla. Sì, questa. Sì, certo, l'ho scritto, è quello, ovviamente è difficile dirlo a voce, quindi comunque quello sì. Va bene. Ecco, sono domande fondamentali, si deve capire però il grado di premeditazione. Non ho notizie, direttore. Non ho notizie, direttore, di sospensioni imminenti dei lavori, quindi l'interrogatorio andrà avanti quasi sicuramente. A te la linea. Grazie molte, grazie a te Simone Merlo, Ilaria Marchiori, Sandro Ponchio che sono all'interno dell'aula, e attraverso la diretta di Sandro Ponchio ci arrivano le immagini. Mi pare che adesso sia intervenuto il pubblico ministero, abbiamo visto anche l'avvocato Tigani, difensore della famiglia di Gino Cecchettin. Torniamo in diretta all'interno dell'aula, sentiamo. Il mio cellulare appunto è stato analizzato, quindi e comunque, nel senso, nel senso che sì, ma quella frase l'ho detta in questo senso, ma comunque intendevo anche che comunque, nel senso, comunque avrei, non solo per quello, comunque per quella lista, perché comunque si sarebbe riparlato di tutto ovviamente e ci sarebbe stato sì un momento in cui dire tutto il resto. Non voglio interrompere, vuole proseguire? Sì, no, ho finito. Allora, sostanzialmente lei nel momento in cui fa l'interrogatorio sa che avrebbe fatto un interrogatorio dove avrebbe dovuto dire delle bugie sostanzialmente. Non ho capito neanche io la domanda, la vuole chiarire? La domanda è questa. Intanto parliamo sempre di un interrogatorio di una persona indagata, quindi insomma credo che anche voi insomma, per l'ordinaria pratica che avete sapete anche come si fanno anche degli interrogatori, il primo interrogatorio, il secondo interrogatorio, quindi insomma rientra anche un po' la risposta anche in questo contesto, no? L'ha già data, l'ha scritta. Va bene, quindi nel momento dell'interrogatorio lei comunque era sicura che sarebbe emersa la verità, non quello che diceva nell'interrogatorio, giusto?
Così è sì. Va bene. Complessiva, allora, generica. Sì. Si sta parlando della questione della nota, del computer, insomma, pare anche evidente il senso della risposta, no? Dice se siamo qui con l'ha detto prima, sarebbe stato analizzato lo strumento, quindi ha immaginato che venisse dai ROS con grande difficoltà. Comunque, quando le faccio l'ultima domanda, volevo sapere sostanzialmente se si ricorda quando lei ha messo fuori uso il telefono di Giulia e poi effettivamente dove lo ha occultato, dove lo ha gettato, per il momento. Sì, allora lo devo aver preso appunto durante il tragitto. Dopo Vigonovo devo aver preso il suo cellulare perché per allontanarlo da lei è spento e poi invece dopo Fossò, mentre che guidavo, l'ho gettato su un canaletto lungo la strada e anche questo dire di preciso il luogo non lo so, perché non so, stavo guidando, comunque come era poco dopo essere ripartito e l'ho visto, non so, l'ho gettato in questo specie di fossato lungo una strada secondaria, non so, assieme anche al coltello, e l'ho gettato questi due oggetti e non ecco, mi ricordo solo di questo luogo, c'è questo fossato che circonda un campo, un terreno, lungo questa strada, però non so dire una località, una via. Ecco, non so. Guardi, io non ho altre domande. Bene, allora sì, ma stavo per dire questo, che siccome noi siamo tenuti a fare anche una pausa perché tutto il personale, chi ci assiste, eccetera, la facciamo adesso, credo, no, avvocato? Signor Presidente, ritiene che no? Ma io non credo che sarà un esame particolarmente lungo. Devo dire anche però che l'idea che avevo era che un esame potesse anche spaziare su tutti i criteri di commisurazione in senso stretto e in senso lato di cui all'articolo 133 di fronte a un processo di questo tipo. Ecco, devo dire che gli esami, senza voler ovviamente esprimere alcun tipo di giudizio, me ne guarderei bene e non vorrei absit in iuria verbis, ma gli esami del pubblico ministero e delle parti civili di questa mattina sono stati particolarmente occhiuti, analitici, hanno fatto il loro mestiere, ma il mio mestiere è quello anche di cercare di capire chi è Filippo Turetta, perché ogni fatto di reato, vieppiù quando si tratta di fatti di reati di questa gravità, non è semplicemente un fatto storico a sé stante, ma è la compenetrazione tra una persona e un fatto.
Io vorrei sapere, conoscere meglio chi è Filippo Turetta, e quindi se questo richiederà del tempo in più, chiedo che dopo lo sforzo che abbiamo fatto in termini di economia processuale ci venga concesso il tempo necessario. Ovviamente sono assolutamente disponibile a infatti io stavo dicendo proprio questo, siccome adesso tocca alla difesa, ho detto facciamo la pausa adesso. Sì, benissimo. Lei avrà il tempo che avrà, d'altra parte l'imputato l'ha chiesto. Senz'altro, Presidente. Bene, allora ci rivediamo alle 2 circa, no? Intorno alle 14, 14:05, insomma. Quello è. No? Allora una pausa, avete sentito una testimonianza della deposizione di Filippo Turetta, si è spesso fermato, parlava molto lentamente, balbettava, ha pianto, come ha detto poco fa Christian Arboit in diretta davanti al Tribunale. Abbiamo dovuto concentrare la massima parte di questa edizione del nostro notiziario proprio su questo processo, perché dell'omicidio del femminicidio di Giulia Cecchettin si è parlato per mesi, se ne sta parlando ancora oggi. È stato un delitto che ha impressionato tutto il Paese, e vorrei dire questa è la fine che si rischia di fare oggi se non si provvede ad arginare una violenza diffusa che riguarda tanti ragazzi, che possono uccidere ma possono anche perseguitare dei coetanei con il bullismo, possono fare dei danni agli altri e a se stessi con grande facilità. Ieri abbiamo visto a Napoli un ragazzo di 15 anni ucciso durante una sparatoria, colpito da proiettili esplosi da un coetaneo di 14 anni, quindi siamo davanti ad una violenza giovanile, a una questione giovanile davvero allarmante a cui bisogna porre rimedio. Abbiamo ancora qualche minuto, io direi con i nostri registi Tony Esposito e Andrea Basso di vedere ancora cosa è stato detto oggi. Abbiamo sentito l'avvocato Giovanni Caruso, che è l'avvocato di Gino Cecchettin, e poi abbiamo visto invece l'avvocato difensore della famiglia Stefano Tigani. Insomma, sono gli avvocati che sono intervenuti oggi. Sentiamo cosa ha detto stamattina l'avvocato Giovanni Caruso che difende Filippo Turetta. Vediamo in questa lanciata. L'avvocato Caruso, grazie. Se potete trovarlo. Avvocato Caruso, ci può dire solo come si articolerà? Non lo decido io, lo decide la Corte d'Assise. Ecco, lei ha incontrato Filippo? Certo, l'ho incontrato. Come sta Filippo, avvocato? Come sta? Come si sente? Vedremo oggi come si sente. Questo era l'avvocato difensore di Filippo Turetta. Andiamo in pubblicità ancora un minuto e poi torniamo. E si chiude qui questa edizione di Focus TG dedicata interamente, quasi interamente, al processo a carico dell'assassino di Giulia Cecchettin, Filippo Turetta, che ha deposto davanti al Tribunale, davanti alla Corte presieduta dal giudice Stefano Manduzio. L'udienza riprenderà nel primo pomeriggio. Nei nostri telegiornali questa sera tutti i particolari. Grazie per averci seguito, grazie ai nostri registi Andrea Basso e Tony Esposito. Arrivederci.